A tutti gli amici di IATV, del suo canale 172, benvenuti a questa più una trasmissione nuova che devo nominare artistas e pro conosci meglio su questo i personaggi, gli artisti della Sardegna nostra. Questo programma è stato fatto dalla regione Sarda, produzio della produzione Sardegna di Nicola Nieddu e questa trasmissione oggi può cominciare in bitti, anzi in vizi come in noi, però conosci meglio su un personaggio che ha fatto sa storia moderna del suo canto a tenore e dunque in vizi che dicesti del suo canto a tenore Raimundo e Loco. Daniele Cossello si sta aspettando. Salute! Salute, ciao! E come ti sta? Bene, bene, tu E sto bene. Tanto tempo che ne tidere. Sì. Oggi che stiamo su di questa bella storia del suo canto a tenore dei vizi, ma del suo canto a tenore di tutta la Sardegna. Mi ha anche veramente piacere. Tu, sono contento proprio. Bene. Andavo a Intu che gestionavo, no? Sì. E dunque, Daniele, in questa prima puntata che voglio dedicare a tu, ma voglio comprendere, fai conoscere meglio a tutti i nostri spettatori, ma voglio questionare con tu di bene cosa, se adesso canto a tenore, ma di lui, della storia tua, di questa idea che ha stento, del suo traballo che fa dia, del riconoscimento, un traballo umano che lui ha fatto in tant'anni su di carriera, di attività, di studio, di impegno, e dunque se tu vieni su a domo tua, o conosci bene questa cosa, ma in quali zona dei vizi sei, vosaltro? Ma noi siamo su centro, a narrare di Saida, e no che binana Piazza e Leone. Piazza e Leone? Ma Leone non c'entra nulla con il suo presidente della Repubblica in Sandos, no? Questo è un nome che si narraiata, Leone Filippi si narraiata. Ah, Leone Filippi. Si commenta che ti una corte manna, quindi Piazza de Leone. Ah, de Leone. Leone ti sumere di questa corte, di questa ardomor dei nocche. Sei su noi. Dunque Daniele, a dopo tu sei venuto tanti porta, se questa porta però mi fai più spregeri, poi Tarvias. Poi noi abbiamo a questionare mera di tutte queste cose che tu hai scesi, del suo canto a tenore, della storia del suo canto a tenore, ma voi finza sa caratteristica che tieni, di tutti i poeti bizzichesi, tutto questo che hai fatto in questo anno. E infatti io voglio cominciare proprio da questa storia. Cosa tua. In bascia, entrando in domo tua, c'è una fotografia a undi Cisesi, Tui e Tancredi, mi pare, e poi altri due che non conosco, ma mi pare che questa è la prima esibizione in su palco che hai fatto. Tanno, questa fotografia è stata fatta in sa piazza della cattedrale di Nugoro, il suo Redentore, che a sostempo appartenza a questa sfilata che si devia fare e si comincia da questa piazza della cattedrale. E in questa fotografia Bisogneo, Tancredi, poi in su basso i Battorido Burrai e su solista i Antoni Burrai. E se ho schistionendi del su 1900? E su 1957, questa è la prima cantata che abbiamo fatto in forza di vita, ma di una certa qualità. Noi abbiamo fatto in questa vita di corso di cantata, però la più importante che abbiamo fatto è stata, la prima che abbiamo fatto è stata nel 1957 in questa piazza di cattedrale in Nugoro. Pensa che questo pochino si ascolta, pensai che si è questione di questa storia di 60 anni a oggi. Dunque,
Daniele Cosellu esti su testimoni più importanti che teneus in Sardegna. Oi su non siete a commenzare 60 anni oggi e dunque ha conosciuto tutte le evoluzioni del suo canto, tutto il suo movimento del suo canto a tenore. Infatti poi mi domandai come in testi oggi su canto a tenore in Sardegna. Ma la cosa bella è che isso è tutto, dopo che ha tenuto questa esperienza su 1957, cantenni vostro Redentori, poi ha tenuto gana di fare una formazione fissa, può andare a cantare in altri luoghi, può non cantare se ti non invizi. E questo è venuto poi da innanzi. E sul 1958 abbiamo fatto la prima presentata la cavalcata di Sassari. Posso precisare che i sostempos, la gara dei tenori che si chiamano di questa cavalcata qui sul Redentore, il premio. Ah, dunque senza si fa tanta gara, di cantare? Gara, certo. E noi in Nugoro, sul 1957, abbiamo spiccato sul terzo premio. Sul primo premio l'ha piccato Orgosolo, non ammento chi ha piccato sul secondo. Andiamo a Sassari, che sa medesima formazione, ha visto sempre Orgosolo, ma noi sul secondo. Io sono contento per lui, per il risultato, ma secondo me questa cosa dei garas non serve proprio a nulla. Poi non si vuole in competizioni e formazioni di tenore, poi Bizzi canta in un modo, Orgosolo in un altro e Orune in un altro ancora. Dunque non si vuole in Cale Mellus o Cale Peus, ecco, no? Ecco, e dunque questa gara fortunatamente non diventa bruso. Questo è una ragione che io te la provo questa. Però questa cosa ha continuato pro decannos, sì. Pro decannos e pruso. Io mi ricordo, io se andavo la prima volta a presentare su Redentori, mi pare di uno scanto 32 anni a oggi, e in Sandus va diventa sa gara dei gruppi de ballo puro. E infatti deu ma ricordo sul gruppo dei Ittri, de Bolottana, dei Tempiu, dei Ergoli, e che diventa gruppo Mannus in Sandus, e mi domandavo a Senti Provinciale per il turismo di accabbare con questa cosa della gara, poi via da una cosa che non si poteva prosbire. Sa tradizione non si vuole ponni in competizioni, non è una cosa che si vuole ponni fare una gara, commenti che vesti una gara sportiva. Sa tradizioni, queste tradizioni di cada una, che si sia bidda, ognuno tiene la sua e non si vuole ponni, non si vuole dire che è mellus o che è peus. Sì. È importante che ognuno canti commenti che cantare. Ecco, in questo arco di tempo, dal 1957 a su 1986, mi pare, noi abbiamo continuato a cantare a Nugoro, poi non mi siamo spostato. Intanto in questo arco di tempo noi abbiamo spiccato 3 vias sul primo premio assoluto e 3 vias Esico. Poi hanno boccato la regola che un tenore poteva partecipare a cantare sul Redentore a condizione però di cantare per un ballo. Quindi io questa cosa non l'ho agguantata. Certo. Non l'ho agguantata sul senso, ma tanto che andare a me mi deve imponere come devo andare, come devo entrare in palco e chi deve entrare in palco. No, io se hanno a cantare a tenore devo essere solo. Sicché io compensare un gruppo non batta problema, insomma, lo posso anche, certo. Ma mi l'imponere questa cosa no, non mi andava bene. Quindi non bisogna tornato pruso. Come non va tornato pruso ne manco tenore se di un certo livello. Certo. Capito? Oh. Essa cavalcata però l'hanno abolita prima di 86. Sa gara. Dai 86 io non riesco a battere per gara a premio. Oh. Intanto io per esempio qui al contrario a questa gara che non è facile a distinguere calesti somensus. Non è facile per questo motivo, insomma, chi sono tradizioni
tutto canta diversa, Certo. un timbro diverso, una cadenza diversa, insomma, Un e così via. traggio diverso, ognuno deve tenere Non il suo canto, sono cosa sua, non... quindi non è facile. Io, per esempio, sono stato chiesto in due occasioni diverse, sia io per cantare, come si chiama, a gara, non mi sono andato più. Oh, che hanno posto veramente questione, hanno posto io. Certo. Questioni che sa giuria che non ha giudicato bene, io non mi sono conto in nulla e così via. Però a me mi hanno cramato varie vie a fare po' di giuria. No, a fare po' di giuria non penso per questo motivo, che io non mi sento di narrare questo e su menso. Io penso che non ci sia nessuno su che porinai da questa cosa delle tradizioni, e una cosa delle tradizioni è meglio dell'altra. Dunque, mascalmente, questa cosa più importante è che anche abolivo i garas e dunque, quando si arriva su tenore può cantare, può intendi questa melodia bella che teneva sicuramente tradizione. Poi se uno un anno volle di invitare un gruppo che tiene questa caratteristica, bene, sanno dopo di polizia è un altro. Dopo poi ti voglio domandare a proposito delle caratteristiche, del gusto che esti su raggio di ognuno, dei cantatori, dei cantori, del ruolo che tiene di ognuno che fa in parti del sudenori. Ma di questionare dopo, perché mera tempo, su questa trasmissione potevo questionare a regionare tranquillamente con un vago di tempo. Io prima di arrivare a questo mi voglio dire, quali esti sul momento in cui nasce sul gruppo a tenore Remunno e Locco, cioè quali esti sanno che tu hai fatto nascere sul gruppo Remunno e Locco de Vizzi e con chi diventa i voci che punta a turare, se punta a diventare voci storiche del suo canto pizzicheso e po' d'antanno, poi mi nasanai, lui è tutto po' canto. E tanno, il 1973 in Bissi si è costituita Saproloco. Saproloco, a Mimmi, il presidente di Saproloco, di tanno, mi ha invitato se mi potevo piccare la responsabilità della parte folcloristica dall'esterno, che ne sarebbe in direttivo, certo, che non mi pinnuda io. Io ho accettato e ho incominciato a pensare a fondo, insomma, su canto e su tenore, come te pure del suo ballo. Quindi su 70 battoro, 1974, ho deciso di neanche una formazione. Intanto prima, specialmente in questo periodo caponato del 1957-1958, gruppo costituito non ve ne ha manco uno. Allora, questo gruppo, come ti hanno sul comitato organizzatore, a chi ha richiesta a Susinnico de Sarvidas, che ha una tradizione del cantatenore, si potevano mandare uno gruppo e sovano a cantare a tenore a suo redentore o a sa cavalcata sa medesima cosa. Quindi Susinnico poi tanno cramaiata sa persona interessata di questa tradizione e poi si decideva di partecipare o non partecipare. E dunque su 74. Sì. Beh, questo per quanto riguarda, come si chiama, la Costituzione. La Costituzione di questo gruppo nostro, statuato nel 1974. Io mi sono allevato in Tancredi mi ha inviato un anno, ma io su Companzeddo, poi siamo diventato scompare del battesimo. E cantaiamo sempre. Poi, Chimbattore Bandino, cantaiamo Ormetta che questo battore di Borraiso che ha cantato che noi, Gesù Redentore e sa cavalcata. Però, poi hanno bitti Battore Bandino, insomma, che ha un altro bello basso, insomma, e così via. Quindi,
proschiatelo cantaiamo in questo Battore Bandino e fitti più disponibile eventualmente se sa cosa è nata da innanzi a fannaremo a sarvidas istranzas e gai. Oh. Quindi Geo, Tancredi, Battore Bandino e poi t'hanno a io dimandato veramente Antonio Burrais, itti interessato a formare questo canto a tenore, ma di una certa disciplina però, insomma, devi credere veramente. Sviluppicasa in un modo pro cantare de gai, mentre che non pensa. Quindi deve essere convinto che sa cosa deve tornare da innanzi. Che potremmo evocare sul tenore da Sardegna, con la massima ambizione. Certo. Anzi, aggiungo questo, che quando abbiamo incominciato a fare questa preparazione, li saionato, guardate, se noi continuiamo in questa frequenza di preparazione, e sul tenore stanno bene, noi in che potremo andare a cantare in un circolo esardo in scena su Europa, costruite la massima ambizione. Ecco. Manco Malisi che su quale chissà cosa ha continuato insomma che non ha certa disciplina, certo, che non ha certa moralità. Abbiamo continuato bene e abbiamo posto a spasso a innanzi cercando sempre di migliorare. Certo. Oh. Quindi questo tenore è andato bene, insomma e così via. E abbiamo incominciato a ottenere il risultato. La prima incisione l'abbiamo fatta sul 1976. Dunque, aspetta, questa formazione dunque allora, per la formazione di 74 Daniele Cosselli, Tancredi Tocconi, Salvatore Bandino, Piero Sanna. Perfetto. Ecco, qui si fa una cosa, Valerio. Siccome tanti questa trasmissione è registrata, devo voglio fare una cosa, poi i spettatori nostri, e ma voglio fare bere un documento che ho registrato, mi pare in 87, con Elena Ledda, noi in Bitti. Mi lamento. Sa formazione storica. Mi lamento. E dunque questa cosa mi piace in me, ma voglio fare bere ai cibinti proprio questa formazione storica del tenore Raimundo e Loccu e poi tornavo su noi a Domo di Daniele Cosselli. Sa ballerina gentile, ballerina cara seccare, sa ballerina gentile, ballerina
Dunque, come un aurimma, e noi io castiamo e ascoltiamo la formazione storica su tenore Remunno e Loco. Daniele voglio domandare questo puro, io tengo un nome a Sdonau, uno voglio de Saguria de Nucoro, a un si questione di Pietro Giovanni Raimondo de Logo Cossello. Remunno e Loco. Allora, quest'omine è un poeta satirico che è scritto su 1812 e che è morto su 1891. Questo poeta ha lasciato tanto e tanto materiale, essendo analfabeta lui, essendo analfabeta quest'omine, batapitu senti, insomma, chi isse commente la scomponiata, che metta pronto a gettare sa poesia. E su quale si sente poi tanto scritta, quindi sono stata conservata, insomma, e così via. Protinarre la prontezza che ha ta customine a rispondere in rima. Una via customine è stata campagna anche il rutto da un unno e fitti soppo. Quindi camminata soppo. Sospicinoso e curioso, insomma, e così via, e incominciata uno, si urimunno soppo, si urimunno soppo, si urimunno soppo. Se la baita ta conoscete chi è iti, e l'ha nato soppo in manneddo tuo, e non fida esa guerra, su chi lati scuta terra, si difende su suo. Sa prontezza. Bellissimo. Capito? Quindi è un bravo improvvisatore. E ha dato veramente ite acre veramente a sos principales los affronta iata e i sos principales de gente povera non ne queriano manca curso, los queriano a travagliare ma che ne paccato. Esa situazione questa. A Rimunno invece non ve lo piccaian de gai. Non lo piccaian de gai, Rimunno è un uomo nettamente intelligente e quindi los affrontaiata. Los affrontaiata non solo de resirete tutto quanto sarbeffes che acchiana per sos poveros, ma naiana uno concetto meta arto. Prova ne sia che sul fisso suo di Rimunno e Loco sono stato arbateiato dai sassenti, insomma, di arto livello. Bello, ecco, questo iti. Anche riconosciuto, insomma, questo valore. Che conosciano il suo valore di questa persona canto a Riat. No, ma amico Cimino, tu hai fatto con Natalino Piras, sì. Hai pubblicato un libro sì. Che si chiama appunto Amico Cimino. Amico Cimino è su titolo Narara, il poeta che ispirò il tenore di Bitter e Mundo e Loco. Commenta questa storia. Beh, questo tenore ha ispirato tanto a Rimunno e Loco, ma non è capata ispirato a Rimunno e Loco,
il poeta che ispirò i tenori di Bitti, di Munno e Rocco. Ah, ok. Questa è stata la denominazione nostra, ma ha ispirato questa canzone. Una rosa, un ulisso, un germino, sa lilla, sa viola, sa girano. Chi no che si è scritta. Certo. Quindi a noi si è ispirato veramente questa canzone. La prima incisione che abbiamo fatto nel 1976, che ha cantato questa canzone Piero, l'ha dato un'impronta, ma veramente, insomma, perfetta. Bellissimo. Chi possa prima cantata, sai, si andata che non ha certa ansia, che non ha certa tensione. Essa prima via che ti sese esibine e questa esibizione è andata per sempre. Certo, una registrazione. Dunque, Ecco. poi in questo anno, su 76, via proprio su industria discografica, dunque registrare è una cosa importante, non è come in teorica, si vuole registrare ogni a dire, si vuole fare in domo puro e beh, senti, cosa sbona, senza ando si può registrare un disco. Quindi l'ispirazione è stata sia per questo una rosa, un riso, un germino, una lilla, una viola, una girana, ma poi veramente a Scampanella Drigniola, famosissima. Tu e pensa che dopo un mese che la musicassetta che è venuta in commercio, no che sono venuti, il professor Pietro Sasso e il professor Leonardo Sole da Sassari, etnomusicologo e linguista. Sono venuti no che insomma e così via, e Pietro Sasso nos ha posto veramente il risalto, nos ha posto. Se noi si divimo su primo, come si chiama, che nos ha posto in un livello alto, insomma, e non avete scritto, in noi che a parte, per esempio, di tante organizzazioni che organizzano tradizioni popolari, insomma, e nos ha fatto clamare, insomma. Quindi noi a Pietro lo contiamo, insomma, che siete uno di che proprio che nos hanno posto il risalto, insomma. Nana mettissimo, so che a noi che nos ha scoperto Peter Gabriel, no, a noi nos ha scoperto Pietro Sasso. E poi bisogna questionare. Forse non viene di seguito poi. Peter Gabriel ha fatto una bella cosa con Bosatro, anzi ti questionavo subito, poi hai ci questionato su questa seconda parte della storia del suo canto a tenore de Bitti, ma del suo canto a tenore del Mondelocco, questa formazione del Mondelocco. Poi da lui si è arrivato a cantare e a fare parte della WOMAD, che è questa organizzazione di Peter Gabriel. E dunque questa è una cosa di importo umano per la Sardegna, la prima, l'unica formazione che Peter Gabriel ha riscioperato in Sardegna per rappresentare questa che noi richiamiamo sulla world music è che Peter Gabriel impari a Paul Simon in sa metà degli anni 80, anzi fondò come numeri può classificare questo genere musicale che viene a Reginas in il logos a undi scantori, scantatori, si cantano, ma che cantano a medas in logo differenti dai gusti sonsoro, dunque in contesto, se usannai, differenti dai gusti che è questa tradizione. E dunque con Peter Gabriel è cominciata una seconda occasione di traballo, noi scelti in Sardegna, ma in Italia, ma in tutto il mondo. Come è cominciata questa relazione con Peter Gabriel? Come è che sarà Paolo vosaltros? Questa cosa è cominciata in questo modo. Peter Gabriel conosceva questa tradizione in Sardegna del canto a tenore, ma non aveva materiale. Quindi si è rivolto a un amico suo di spedire tutto quanto a musicassetta, che a questo tempo si viaggiava in musicassetta. E si è rivolto a questo amico di spedire tutte le musicassette che su canto a tenore che sono state registrate in Sardegna. Che in Sardegna diventa già in Medas, ci diventa Medas la registrazione. Certo, ne hanno mandato una trentina.
l'hanno mandato una trentina, quindi isse, chi sono collaboratori suoi, si sono riuniti, hanno ascoltato, hanno esaminato e sa come si chiama, si scelta e rotta che noi. Ah, Quindi, siccome che noi che non conosciamo la lingua, insomma, e così via, e allora, per noi, sul nostro, su manager nostro, il Gesuino Diana. ah, certo. Gesuino Diana che si è sposato in Beh, Inghilterra, quindi Corda conosciata Secana, bene la lingua, è stato parecchi anni in Inghilterra e così, quindi il suo manager nostro, il Gesuino. Quindi nos scramano a Cáceres, in Spagna, che è un festival organizzato da Isa Uomad, nos scramano, però si approva. Quindi andiamo a Cáceres e non danno sul palco principale. Siccome che Isa Uomad organizzata che batto spalcos. Primo palco, secondo, terzo e così via. Guarda. E ha posato subito Santi Donau? Noi Nordana sul primo palco, e noi abbiamo cantato da Esasunichi a mezzanotte. Ah, Che hanno nato sul direttore artistico da Suomad, un certo Thomas Bruman, e cantaremo tutto sul repertorio che abbiamo. Il Dorato Nord. Quando siamo vissuti dai sul palco, dietro le quinte, nos hanno nato. Da questo momento voi siete entrati nella nostra etichetta. ci credo. Quindi, quindi domani mattina a colazione approfondiremo il discorso. Su Manzana, a San Nove, che appuntamento è, isse che sono segretaria, noi sì che in Gesuino e così via, e faranno molto sarete chiamati per fare l'incisione. E ti succede che quando non è arrivato l'invito, sempre tramite Gesuino, l'invito può andare a registrare? Sì. Quando non è arrivato l'invito per andare a registrare, e noi abbiamo un impegno a Budapest, in Ungheria, per questa data. Quindi non fummo disponibili. E quindi, sempre tramite Gesuino, rispondiamo su chi per questa data, chi non fummo disponibile. Si batte un'altra data, chi andava bene. Dunque tu hai de no? No. A Peter Gabriel. A Peter Gabriel. Bellissima questa cosa. Cioè, ma a me. Scusami, a no, me, io tu dai una. No, scusa, sono impegnato per una serata. Ottavio, a me mi interessava la prussa parola che ho dato, che la persona che non mantiene la parola, ma i te omineste. Certo, però aspetta. Ma questo poi è stato corrisito. Abbiamo saputo su modo. Conta questo conto, perché è troppo bello, è una borsa su conti scusto che tutto canto so che se ne sono risato. Ma hai avuto il coraggio di dire di no a Peter Gabriel? Questo veramente a Fabio Fazio, quando andiamo, sa come si chiama, quelli che il calcio. Mi da ricordo. In questa occasione, insomma, ve l'ho contato dai primi, insomma, e così via, viti Gigi Proietti. E siccome che noi non si via, quando termina la trasmissione, e così via, noi si piccamo sempre e vino, pane carasato, durches, insomma, e così via, a caso, insomma, e via. Dunque, ogni volta vi ad una festa. Quindi, certo, quindi è nata Fabio Fazio a Gigi Proietti. Sai che Daniele ha avuto il coraggio di dire di no a Peter Gabriele. Come sarebbe a dire? Daniele, vieni qui, perché loro stavano parlando per conti sori, in Arraionanne. E via. Racconta il fatto di aver detto di no a Peter Gabriele. E Luca da scontare questo conto. Se ne hanno fatto una pasta di riso e così via. Allora, però si rialtate e scusa. Io l'ho panato chi non. Sempre tramite Gesuino. Quindi sono collaboratori di Peter Gabriel hanno nato. Beh, vale a dire
che ne prendiamo un altro, Certo. tenore. Se loro... Peter Gabriele disannato, questo l'ha scritto poi in seguito dopo, disannato. No, lasciamolo riflettere. Chiediamo un'altra volta, insomma, se sono disponibili. Certo. Poi Taisso voleva proprio a vosaltros. Scurtava a tutti. Se ci dicono di no nuovamente, vale a dire, insomma, che prenderemo provvedimenti diversi, insomma, e così via. In questo lasso di tempo, catacolato, pacardies, sono bene che ha cambiato idea. Sono bene, no aspetta, sono bene dos abissi, sono sta aziendas, Andrea Parodi, Camedda, e come si chiama? E Gigi. E Gigi. No, Gino Marielli. Camedda e Gino Marielli. E Marielli, sono bene toso, in colanne, abicolamos a visitare a Tanielle Cossiglio. Ma su tempo l'amos, insomma, e così via. Colano in domo, non sappiamo, su una ragionata. Su una riunione che ha avuto satiro. E già l'ha fatto questa riunione. E Andrea... Che conosceva bene, Daniele, Gabriele. Andrea ci lo conosceva Daniele, bene. ma ti rendi conto di quello che hai combinato? No, io mi rendo conto, insomma, che ho tenuto la parola. Certo. Ma la parola lasciala stare, che in questa occasione le parole si devono lasciare perdere. In queste occasioni. Guarda, a me non mi chiama Peter Gabriele, perché io non appartengo all'etnia. Ma se a me mi chiamasse e io avrei un impegno, un contratto di 15 giorni a cantare in California, io avrei lasciato la California per andare con Peter Gabriele. Ma scherzando stai, pensaci bene, che questo è l'errore più grave che stai commettendo nella tua vita. Pensaci bene. Non ti ha fatto dormire questa cosa, no? Non mi ha dormito. E ci credo. In Crar Manzano mi picco su fax. A suo tempo si viaggia via fax, insomma, e così via. E ha spiegato questa cosa. Ha spiegato questa cosa, certamente ha spiegato questa cosa, cioè, Nanne, che noi abbiamo un impegno che in Peter Gabriele, ma noi abbiamo la data giusta però. Certo. Quindi, già a voi si è saponato chi io a cantare a Budapest. Però, insomma, come che mi sta arrivata questa data, mi dia piacere, insomma, se non batta offesa da parte vostra, certo. mi dia piacere, insomma, di andare poco in Peter Gabriele. Isso conoscendo su valore, questo è su comitato di Budapest, certo. conoscendo su valore che ha Peter Gabriele. Tantinavo subito, Si incrasa l'indomani mattina. Sincrar Manzano arriva a questa risposta, vada pure con Peter Gabriele, noi ci vedremo il prossimo anno. Ah, beh. E il prossimo anno non sono cramato. Dunque tu hai aguantato su Fueddu, hai aguantato questa serata, sanno che bene, sanno dopo, e ha finalmente registrato. Questo è nato tutto proprio liscio, è nato. Pensa, quando noi siamo arrivati a Icodoro, Peter Gabriele non bitti. Adesso si chinchiamo su 170 incidenti. 170 persone. Beh, persone che di Kimbe, se persone, come ben tanto, so che uno solo, due, insomma, così via. E noi abbiamo 170, ma poi veramente questa fotografia di tutti i che viviamo in Cile. Peter Gabriele che il Veneto si incrasa e come sta arrivata con loro ha chiesto i tenori di biti dove sono. Capito? Quindi non hanno cramato. Gesù non che venuto, insomma, corre, insomma, chi Peter Gabriele non può scrivere. E da questo è iniziata questa grande occasione, può girare tutto sul mondo, ma non nel circolo dei Sardus, ma proprio in spalco, proprio importanti del mondo. Debimos narrare spuro che noi chi nos ha fatto girare sul mondo Peter Gabriele, che noi siamo già stati in America, siamo già stati in Argentina, in Australia, siamo già stati in Australia. In Australia e in America mi pare che aspetta, non fiera questo Far Away Way. Sì, Far Away Way, su 1987.
Faro Varui, sì. che praticamente chi ha partecipato a questa esta che hanno fatto, ha partecipato veramente a Scossiga che è di presidente, Certo. capito? In questa occasione il bicentenario Sì. della colonizzazione dell'Australia, Dell'Australia. capito? E quindi abbiamo girato da tanto, siamo già stati nei paesi scandinavi, Danimarca, Svezia, prima di Cossonicheli, insomma, e così via. Quindi, però questa cosa importante è entrare in questo circuito UOMAD, Bolianai, appunto, essi riconosciuti come gruppi importanti, perché, importanti. Allora, biscosto pure, bestia. Una via che si stampa italiana, la grande stampa, la grande televisione, ha dato risalto a noi, insomma, ma questo so che era solo spiegare Peter Gabriele, che era schialene, che era servini. Certo, e infatti dopo è successo tutto questo che questa carriera di vosaltros è stata una carriera artistica importante, in Portomanno. Io mi ricordo in tanti quando Santi Donau tanti premi, su tanti riconoscimenti, ma sa Repubblica Italiana sa donato su titolo dei Cavalieri, questa Repubblica Italiana. Sì, questo pure un Veneto. Questa è una cosa bella, una cosa importante, certo, in Portomanno. Certo. Noi abbiamo su premio che stentio con sa città di Tattari, ha donato un riconoscimento in Portomanno, su premio di Andrea Parodi, dunque da di Videolina, ma su premio de sa città di Castello, premio Toson d'Oro di Sant'Effisi, questa cosa pure, poi Daniele, mi pare che sia già ai 50 anni, su che venni in Castello, ogni anno può cantare per Sant'Effisi, e in Santo sanno passato su comune, a Boffio, donai questo riconoscimento con suo premio Toson d'Oro proprio non a suo tenore, proprio a Daniele Cossello, poco che ha fatto in pari con suo tenore Raimondo Locco. E infatti io mi voglio fare una cosa, mi voglio fare ascoltare Pago di questo canto che hai fatto su teatro, un castello, canto Santi Donau, su premio di Andrea Parodi. Intendevo, non intendevo. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, derirar fiolinos en mandolan, divinas armonias Beh, dunque, tornavo a Domu del Daniele e us ascoltavamo in su canto come dicevamo de sa premiazione, su premio Parodi, premio Albo d'Oro, dunque sono riconoscimento de in Portomanno. Però Daniele Cossello, con Cheleddu Burrai, ha fatto un altro traballo che è servito mera, poi a dare corto in questo libro, sa poesia vizzichesa, da su 1800 al suo 2010,
Dunque, se questo vuol dire che non è mica accabato di traballare e di cercare. Poi adesso 2010, siamo già nel 2020, quindi c'è adesso ancora qualcuna cosa. Sì, Le aggiungi. questo è già materiale che io già. Io ho incominciato dai minori a cogliere questo materiale. Non poteva essere uno cantatore di tenore, insomma, che ne sarebbe interessato della poesia, Certo. insomma. E quindi, ma prima io veramente interessato solamente della poesia locale, della poesia visichese. Chiaro che poi, insomma, una via, insomma, che arriva a un certo livello, insomma, e ti deve munire, insomma, de tantos poetas che io ho un'infinità di poesie di tutti i poeti, insomma, di un certo livello, di un certo calibro. Quindi non mi è costato tanto quando abbiamo iniziato, io sono materiale bella io, già dai minori, insomma, e via. Su che non mi è costato nulla è stato questo di materiale. Poeta? Non ti è costato nulla? Non mi è costato tempo per questo motivo che io ho scritto che su isso di questo poeta viviate in Olbia. Viviate in Olbia e quindi appena capisco questa cosa io mi sono subitamente interessato a cercare su isso di questo. Quindi controllo l'elenco telefonico e accatto sette utenze, e come si chiama, de Cimino. A sue trese azzecco proprio sui suoi costi Gavino Cimino. Gavino Cimino, quindi gli ho proposta, dichiarandomi che può mettere interessato, essendo visicheso, che può mettere interessato della poesia di suo babbo. Sì, che ha suo piacere, dei miliardari, insomma, però neanche fotocopia. L'originale è scraro, insomma, chi deve restare in mostra. E questo è stato pesante, costumene. E poi mi ha detto, ascolti, faccia così, mi chiami fra una settimana. Va bene, la ringrazio tanto. A Sacchita, torna a cramare. E Minata, venga pure a ritirarsi. A Terranova. Terranova. Insomma, Anna Codoro. E poi è andato, io gliele consegno, anche perché le mie figlie, le mie figlie non ne vogliono sentire. Questa non è sposata, l'altra è sposata che vive a Golfo Aranci, però non è interessata né lei né il marito. E dunque si è fatto una cosa male. E quindi io gliele do, se lei me le dà, io domenica prossima sono nuovamente qui per riportare l'originale. A Sacchita sono andato, ecco. Questo mi fa veramente piacere. Quindi l'informazione che ho chiesto è stata veramente perfetta. Io sono molto amico di Giorgio Carsedda. Io tutte le mattine mi faccio la passeggiata con lui. Quindi mi sono informato da lui e lui mi ha dato una garanzia perfetta, che non mi conosceva a me. Non mi conosceva perché lui ha dato l'informazione, insomma, favorevole e così via. Perché il mio nome già stava girando, insomma, sulla stampa, sulla televisione. E chi non ti conosceva? Perché io parlo della fine degli anni '80. Certo. Capito? E quindi Giorgio Carsedda mi ha detto, vai tranquillo, daglieli, insomma, e così via. Ecco, quando me le date mi ha detto, ascolti, ora lei mi deve dire io cosa ne devo fare di queste poesie, perché mie figlie non ne vogliono sentire per niente.
se mi dà questa possibilità, io glielo dico il posto giusto dove vengono collocate queste poesie. Fai un libro? No. Allora, siccome che abiti sta E poi se fai dentro tu in italiano, come te che sei diventato italiano? Chinisse, No, tu è, moi. come? Te servias, no, alle schisi teste. Quando andas a Terranova Sì. puoi in italiano. Siccome, beh, Conisco. io conosco in italiano, però lo compreniata che suo babbo la poteva mandato, ma suo padre parlava l'italiano o puramente il vitese? Mio padre, quando parlava l'italiano, parlava un italiano perfetto, anche perché è arrivato al terzo liceo. Certo. Però quando parlava in sardo era schietamente Vitesi. vitesi, insomma, e così via. Quindi il posto giusto per le originali è la biblioteca comunale. Ah, bene. E lui mi ha detto, se non è attiva, la possiamo dare in comune al sindaco? No, che in cui batta mano so che non funziona bene, insomma, hanno l'estra sa collire e quindi non fanno bene. Però quando la biblioteca è attiva, io vengo, la porto in macchina, la porto a Bitti, prima andiamo dal sindaco e poi andiamo in biblioteca e le depositiamo là. E ci fa. La biblioteca è entrata in vigore nel 1994, Ah, è morto nel 1992. Ah, dunque se no ha fatto un Nulla, tempo. niente. Ascolta un'altra cosa, Tania. Devo registrare, mi pare adesso uno scanto 10 anni a oggi, se io vengo su in bottega cosa tua, e io registravo a tui. In carzoleria? È in calzoleria, che non riesco a traballare. Questa devo ma voglio fare Ya mi lamento. ai nostri amici, su casi punti castiendi, e questi amici adesso canto a tenore, amici di Daniele Costello. Come ti va dire sta tu a conciliare, a fare dorrai a pillo su traballo e su canto? Come ti va dire sta famiglia su traballo, su canto? Quando tu va dire sta tanti festa, sta tanti concerti, dunque come ti rinesci a traballare in bottega e poi vi è sicuro che all'incuna registrazioni di quando tu già sta in bottega. Chieda un traballo umano a rinesci a poi impari tutte queste cose. Beh, non solo tenores e carzoleria, Sa famiglia. sa famiglia, ma si mi deve aggiungere, Sa bingia pure. sa insa, sa campagna. Certo. E in prusu, il suo primo periodo, insomma, che ha iniziato un sermea che ha peccato la gestione, adesso come si chiama, della bottega alimentare di suo consorzio. Sono 1981, ha iniziato in ultimo di Natale, ma di 80, però ponimo su 1981. Geo anch'io, sul rifornimento, Don Simanzano sul rifornimento, su incasso che si è chiesa di prima, andai in banca e lo versa io, casa regoli cussa, insomma e così via. Poi io, Geo Massimo, a 9 manco un quarto, ippo in carzoleria travagliai io veramente a mezzo di mezzo sa una che era a mossere mea, insomma e così via, preparata a mannecare, l'ultimo mosso che l'ingullio in macchina per andare a campagna, per andare a Sainza, a Sarduasa e mezza, a Strese, e poi in bidda, a fare che reposo travaglio di carzoleria. Sì. E sta io a sora chi mi devi stare, sa sotto, sa 9 sardecche. Certo. O neanche de cose. L'importante è abbaire sa volontà di creare. E poi che in due mani ma io con due mani, che in due mani spero se neanche de cose. E stai dicendo. Poi serrai questa regionata. Una cosa che mi piace a far uscire agli ascoltatori scaliesti. Tu quando stavi ciocchetti puoi imparai a cantare a tenore, castiasta esatto tenore, e dunque has imparato a ici in modo naturale. Ma in moi, che non si canta prusu, come si canta ieri una volta,
tu hai stento sa bisogno di poter trasferire, fai conoscere ai giovani su canto a tenore, poter imparare a cantare a tenore, hai fondato proprio una scuola di canto a tenore. E fossi su primo a fondare una scuola di canto a tenore, mi pare che esistette proprio due. E anche cominciavo a irci a cantare a tenore i giovani su invitti. Ma sorsovanos, desovanos, binne cantaiata e anche ricato varios gruppettos, insomma, de formare un gruppo di tenori, insomma, e così via. Però non ha avuto costanza, insomma, 2 o 3 anni è ritirato, sono per conto suo, insomma, e così via. E chi è per lavoro, e chi è per scuola, e chi è per custo, e chi è per satiro, insomma. E nonché io sul 1995 ho aiutato, come si chiama, l'idea che vissi continuando, come continuando, vi si poteva perdere sul timbro della tradizione del cantatenore. In quale senso? Siccome noi abbiamo notas prusi fora che non manco in doma nostra, quindi abbiamo poco tempo di cantare. E allora questo spessino so che è una volontà di poter imparare a cantare a tenore e ascoltare su tenore di Vissi, su tenore di Lodè, su tenore di Uruno, su tenore di Orgosolo, su tenore di Nugoro, su tenore di tutto canta su registrazione schibini. Quindi questo spessino si poteva formare uno minestrone. Ascoltando nessuno, ascoltando satiro, imparando dai suoni, imparando dai satiro, insomma. Noi perdimmo su timbro di suo canto nostro. Questo mi è posto in conca ieri. In che è bisogno di hackere, di là, in che si deve costituire una scuola di canto tenore. Ma una scuola, non una scuola solamente di gai, ma una scuola didattica. Certo. Una scuola didattica, ma mento chi è assessore alla cultura che bitti Diego Spruni, metti interessato, bravo, pittore, insomma, spirito di tanta maniera. L'ha di mannato, guarda, a me mi ha bisogno una lavagna. Certo. Una lavagna è in cultura iscritto la poesia. Poi, questa cosa che devi imparare, cari, devi imparare senza casillabe, Certo. devi imparare sottonario. Se quieres cantare a bocca e notte, insomma, canta istirritas e a ballo serio, devi cantare sottonario, senza casillabo. Sottonario lo devi cantare, insomma, a ballo estro e a ballo passo torrato. Su settenario lo devi cantare, pro cantare sos mutoso e pro cantare sandira. Su senario lo devi cantare che sos canto religioso de Natale. Certo. Come su culinario, che solamente Pipino Mereu atta itisinata, atta composto sottonario, nanne do mio. Certo. Per esempio, nanne do meu, Certo. quinario, su mu nerga i. Quindi, su ballo dillo si deve cantare esclusivamente che su culinario. Oh, ma ben ammettissimo però, insomma, che spessano, come si chiama, su senza casillabe. Spessano in due. E questa già è una cosa abbastanza Per complicata esempio, per i nostri ascoltatori. Però ecco, è importante che lui si riesce a imparare a questo giovane su questa tutto sa didattica. Ecco. Conosci la poesia, Sì, conosci su canto, come si canta. Sì. No, ma poi serrai questa regionata, poi su canto a tenore, come ti dubbi tu? Cioè, stai bene in questo momento, su sozio del tenore serviu, ci funti meda formazioni, come te su momento in noi, su questo momento storico su canto a tenore? Allora, cioè prima di riconoscere su canto nostro UNESCO patrimonio umanitate, in Bidda, in Sardegna, che potete rapito, non lo so,
50 gruppi, 50 gruppi di tenori, 50, poi negli 60, 60 forse sì, non bene, ma dai 50, 60 non cambia nulla. Una volta che abbiamo saputo questo riconoscimento e che hanno visto la realtà, allora sorsovano si sono, non solamente sorsovano, ma veramente sormanno e si sono impegnati a mescolare queste cose, a mandare da innanzi. Io poi sono stato eletto il primo presidente della commissione dei tenori, eletta a me. Chi l'ha pubblicata solamente per un anno, io non la voglio piccare nel modo più assoluto, che per questo motivo io, ma non bin nata per sovano di me, insomma, chi sono veramente avvantaggiati, insomma, e chi schini veramente come te lo piccare, insomma. Niente, sì, ma tu hai saputo conoscenza, tu potevi entrare a Calisi tu fisso, costi e costati, insomma, così via. Vabbè, invece di 2 anni, quasi sta tutto, 2 anni, e io voglio picco per un anno, e poi basta. Magari rimanso in direttivo, però la presidenza non la mantengo più. E oggi che sono i sossi nostri, che sono 130 tenori, che sono, che ne sono formato Antoni Pusso, che noi canto sono in Uliana, insomma, e così via. Dunque, come in binnata che non sono agganciato che nessuno. Però, Daniele, potevo dire che oggi, su canto a tenore, è ben rappresentato in tutta la Sardegna, in tutto questo luogo dove si canta da tenore, e dunque, potevo dire che stai bene su canto a tenore. Dunque, però biscusto, che posso narrare che il riconoscimento di suo canto a tenore non lo riconoscono, pruso in continente, che non mancano che Sardegna. Cioè, poi per noi è già il patrimonio cosa nostra, ad esempio, dunque se non ci viene, manca bisogno di fare questa cosa. Noi si donne cantata che abbiamo in continente, montavano su UNESCO, insomma, cosa che no, che non... Dunque, noi dobbiamo acabare questa trasmissione, questa regionata con Daniele Cossello per esibire sicuramente il questionario del suo premio che ha donato alla città di Castello, sotto Sondoro, Sanno Passau, e ma voglio fare bene una partecipazione della formazione di oggi, del tenore Raimundo Locco, che ha cantato Castello, che ha cantato sul palco dei Sant'Efili, di Savrazza e su Gramo, e con questo si salutiamo. Poi per noi non riuscivo, volevi tu a preparare anche una cosa, lui da pubbia in cucina, forse si poi sta preparando, noi si andiamo su, fate pagare con festa stampati, ma salutiamo a tutti, con i spettatori si vede questa cira che entra, e con tu invece spero prima pure. Ottavio, io ti ringrazio di aver dato questa opportunità di noi saccheremo una bella regionata sopra di questa attività mia, insomma, che ormai sono 40 anni, che sempre devi ponnere in pantofola se devi stare in salotto. Creo proprio che no. Però invece penso che la Tenicana di cantare ancora con me. Però pesano sul anno, insomma. Ma lui ci sei forte. E canno e orte, a pissuora, sa. Però, sai, abbiamo saputo tanta soddisfazione, come abbiamo saputo tanta delusione. E questa è la vita. Sì, la vita è fatta di questo modo, ma non pensa io, insomma, che certa sente che si mi ortaiana come si mi sono ortato, e tunco de gai. Ballo serio. Divina armonia se liuton, divina armonia se liuton, derirar fiorino se mandoran, divina armonia se liuton, derirar divina armonia se liuton, derirar fiorino se mandoran, de melodia se cantar can, de melodia se cantar can, de Sandorotti con la raccolana e dire
A collana te ma tressando mi ruperan de sante ogni can giugiruna solerat ogni tanto e parendo almonas d'oro mi parendo almonas d'oro ogni tanto te le lascio mi dian lasci per una tu mi corona mi corona e te maschi stambina e corona e te maschi stambini e che le assatrin de lirar fiolino e limonde melodia se cantar can divina melodia e botton de lirar fiolino remandona de melodia se cantar can mi sandate mana cola me lirene te ma collate ma tressando mi ruperan de sante